Buonasera, le principali notizie. A Palermo il giorno dell'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, la giovane hostess caduta dal terzo piano della sua abitazione a Vienna. Dagli esami ci sarebbero solo lesioni legate alla caduta. A Siracusa cresce la preoccupazione dei residenti per le emissioni di diossine dopo l'incendio dello stabilimento Ecomac. Oggi un vertice in prefettura. Ucciso e messo in un sacco nero, svelata l'identità del cadavere trovato a Milazzo, è un uomo di 84 anni ucciso a colpi di pistola, forse per vendetta personale. Inchiesta sulla corruzione all'Ars, nelle intercettazioni anche un sacerdote e il figlio di La Russa che non sono però indagati. A Catania la protesta dei medici della NAO sui posti letto che mancano nel nuovo piano regionale, gravi anche la carenza di sanitari. La morte del commercio dopo la pedonalizzazione dell'area di piazza Federico di Svevia a Catania. I commercianti portano una bara per protesta. Calciomercato, salta clamorosamente l'affare Lia per il Palermo, ma i rosanero hanno già l'alternativa. A Catania diversi giocatori in uscita che non andranno al ritiro di Norcia. A Siracusa si lavora alla costruzione della rosa. Eccoci, buonasera. È dunque eseguita oggi al Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana caduta dal terzo piano della sua abitazione a Vienna. Gli esami al momento escluderebbero lesioni non legate proprio alla caduta. Sentiamo Marco Gullà. Non sarebbero emerse altre lesioni rispetto a quelle provocate dalla caduta. È questa la traccia principale che arriva dall'autopsia eseguita al Policlinico di Palermo sul corpo di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana deceduta a Vienna precipitando dal terzo piano di un palazzo della capitale austriaca. Dall'esame eseguito dai medici non ci sarebbero altre lesioni e ciò confermerebbe la tesi delle autorità austriache, ovvero che la giovane si sia spontaneamente lanciata dal terzo piano. Si dovranno però ancora attendere gli esami disposti sui tessuti e le informazioni che arriveranno dall'autopsia tradizionale e dalla virtopsi non appena si completerà lo studio per rivalutare le probabilità di una precipitazione suicidaria o accidentale. L'esame ripetibile è stato disposto nell'ambito dell'inchiesta per istigazione al suicidio in cui indagato come atto dovuto è il fidanzato della 24enne Elio Bargione, anche lui palermitano, assistente di volo. Era stato l'avvocato Alberto Raffadale che assiste la famiglia della hostess a presentare un esposto per chiedere di eseguire degli esami irripetibili, tra cui proprio l'autopsia. I familiari hanno consegnato alla polizia il cellulare di Aurora che non era stato sequestrato dalla polizia austriaca. A Siracusa cresce la preoccupazione dei residenti per le emissioni di diossine dopo l'incendio dello stabilimento Ecomac. Oggi un vertice in prefettura. Francesco Loi. In area ERCA, cioè dunque la zona industriale, ci sono altri impianti di questo tipo. È quello che io ho chiesto, che dal lunedì prossimo vengano controllati tutti. Con il passare dei giorni cresce la preoccupazione dei residenti per le emissioni di diossine e oggi in prefettura a Siracusa un vertice nel quale è stata ribadita la prevenzione come parola chiave. Sono 15 i siti di stoccaggio rifiuti nella zona, 28 in provincia. Un incendio del genere non può e non deve ripetersi. Avevo un piano di emergenza che era stato approvato nello scorso gennaio, ma evidentemente sarà accaduto qualcosa per cui insomma non sono andate le cose così per come erano state progettate. Ecco, com'è possibile lo stesso incendio nella stessa azienda 3 anni dopo? Questo lo chiariranno le indagini, l'autorità giudiziaria sta procedendo e i fatti saranno chiariti alle indagini. Sarebbero le zone di Augusta e Melilli quelle più interessate dalla nube di fumo. Diossine e furani, sostanze cancerogene, sono presenti in quantità superiori ai limiti. Anche per questo ARPA sta facendo ulteriori campionamenti. Tra i residenti c'è tanta paura. Lei è un medico, quali sono i rischi concreti per la salute? Ancora diciamo che
una parte degli rischi sono stati scongiurati e grazie a Dio nessuno ci ha dato feedback di potenziali soggetti che si siano intossicati. Però a lungo termine? A lungo termine sempre aspettare gli esiti degli esami di ARPA e vedere la quantità di queste sostanze che ricadono sul territorio e valutare. Se ci sia stato anche un inquinamento delle coltivazioni, però non è stato ancora confermato. Si dovrà attendere. Per la senatrice di Forza Italia Ternullo serve bonificare, monitorare e proteggere. La salute, dice, non può più aspettare. Intanto il tempo passa e la paura allarme diossine aumenta. Ucciso e messo in un sacco, è stata scoperta l'identità del cadavere trovato a Milazzo, siamo nel Messinese, di un uomo di 84 anni freddato a colpi di pistola, forse per vendetta personale. Francesco Triolo. Ha un nome il cadavere ritrovato ieri pomeriggio a Milazzo dentro un sacco nero della spazzatura. Salvatore Italiano, 84 anni, abitava non lontano dal luogo dove è stato ritrovato, privo di telefono cellulare e documenti. Ma la vicenda è tutta da ricostruire. Gli agenti della squadra mobile di Messina, sotto il coordinamento della Procura di Barcellona, stanno scavando nella sua vita privata per capire cosa possa essere avvenuto. Una delle piste seguite è quella della vendetta personale. Italiano era incensurato, aveva un magazzino dove teneva le botti e vendeva il vino proprio all'inizio di quella strada. Un carattere non facile, almeno così lo raccontano, aveva l'abitudine di denunciare per qualsiasi cosa che non gradiva. Il corpo ad una prima analisi non era in decomposizione e le sue condizioni aprono all'ipotesi che l'omicidio possa essere avvenuto nella mattinata di ieri o al massimo nella serata di mercoledì. Omicidio perché la presenza di almeno 2 fori di pistola, una alla testa e una al petto, lasciano pochi dubbi, almeno sulla modalità. Gli investigatori hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero rivelarsi decisive nell'individuare il passaggio di autovetture, compresa quella che avrebbe trasportato il sacco nero col corpo dell'86enne. Non sono stato io a uccidere mio figlio, così si è difeso in 3 ore di interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Sebastiano Pirri, arrestato con l'accusa di aver ucciso il figlio Angelo il 3 giugno scorso con un colpo di pistola alla nuca. L'uomo è adesso in carcere a Messina, accusato di omicidio volontario aggravato e di occultamento di cadavere. Ci occupiamo adesso dell'inchiesta, degli scandali sulla corruzione all'Ars, perché emergono altri nomi e intanto le opposizioni alzano il tono dello scontro. Sentiamo Maglio Viola. Una mozione di sfiducia al governo, la annuncia il deputato Ismaele Lavardera che punta a tornare alle urne. La mozione sarà presentata nelle prossime ore, dice il leader di Controcorrente, ma per essere trattata dovrà raccogliere consenso. È l'ultima novità politica nell'inchiesta sulla presunta corruzione fra Ars e Regione Siciliana. Ieri sera PD e 5 Stelle insieme avevano chiesto una nuova seduta d'aula nella quale riferisca stavolta il presidente della Regione, annunciando contemporaneamente una mozione di censura pentastellata all'assessore Amata. Intanto continuano ad emergere nomi e dettagli nell'inchiesta. C'è un sacerdote, Antonino Treppiedi, organizzatore e curatore degli eventi di beneficenza della Fondazione Dragotto finanziati dall'Ars ma anche dalla Regione Siciliana. 100.000 euro per gli eventi del Natale e altri 25.000 euro per gli eventi dedicati alle donne. Parla a ruota libera con la Cannariato il sacerdote, ma i suoi toni non sono ecclesiastici. Trasuda livore verso l'ex direttore della Fondazione Federico II, Patrizia Monterrosso, messa da parte proprio da Galvagno. C'è poi anche il nome di Geronimo La Russa, figlio del Presidente del Senato. Neanche lui è indagato, ma la De Capitani è in fibrillazione per la visita importante in vista dell'accordo tra la Fondazione Federico II e la Pinacoteca di Brera. C'è un giro di telefonate nelle quali la Califfa, così la chiamavano, si vanta di aver stoppato il caso mediatico sulla mostra milionaria a Cannes. Ma sul fronte investigativo puro, l'unica cosa veramente rilevante è l'interrogatorio del nipote dell'assessore Amata, Tommaso Paolucci. Il giovane 18enne mette a verbale senza remore di non aver sostenuto un colloquio, di essere stato assunto da Marcella Cannariato perché è amica di sua zia Elvira Amata e di riferire direttamente a lei. Dichiarazioni che per la procura sono la conferma del patto corruttivo fra Amata e Cannariato, sancito proprio dall'assunzione e dagli alloggi forniti al ragazzo gratuitamente da Cannariato. La sanità siciliana in coda al sistema italiano, ma non è solo una questione di posti letto. A denunciare le molte carenze i medici dell'Associazione Nazionale Aiuti Assistenti Ospedalieri. Orazio Longo.
Se è vero che si prospetta una perdita di più di 300 posti letto nella rete ospedaliera isolana, è anche vero che i problemi della sanità siciliana non si fermano lì. A dirlo sono i medici dell'ANAO, l'Associazione Nazionale Aiuti Assistenti Ospedalieri, che si sono ritrovati a Catania in Piazza Università per un sit-in. Alcuni numeri: la mortalità cosiddetta evitabile, quella cioè che si potrebbe evitare con interventi sanitari efficaci, ammonta a 22 per 10.000 abitanti, la media italiana è di 19. Il sistema di emergenza-urgenza è pressato con circa 1.600.000 accessi ai pronto soccorso, dove le attese sono spesso lunghe e i medici lasciati da soli. Tempi lunghissimi anche per gli esami diagnostici, 77 giorni a fronte dei 43 di media nazionale. Ma lo scarto maggiore è nel tasso di emigrazione sanitaria, di chi insomma preferisce farsi curare altrove, 19,5% rispetto al 7,3 della media nazionale. L'aspettativa di vita in Sicilia è inferiore al resto d'Italia, 82 anni in Sicilia contro gli 83 anni della media nazionale, e questo vuol dire anche la qualità, si ripercuote sulla qualità delle cure. Il cittadino non rinuncia alle cure, siamo la percentuale più alta. La Sicilia è tra le regioni con il più alto ricorso a medici a gettoni. Nel 2024 la spesa è cresciuta del 20% a causa dell'insufficiente programmazione delle assunzioni e della fuga di professionisti verso altre regioni o settori privati. Chiediamo alla politica che un coinvolgimento, dei cittadini. Noi rappresentiamo non solo i dirigenti sanitari ma anche i cittadini che curiamo. A Catania una bara per celebrare la morte della ristorazione in piazza Federico II di Svevia. I commercianti dicono perdite anche del 70%, siamo costretti a tagliare il personale o a chiudere. Tonino De Mana. Cosa rappresenta questa bara? La morte della ristorazione a Castellorsino. È ormai un funerale annunciato per i ristoratori di piazza Federico II di Svevia, alle prese con numeri da profondo rosso derivanti dalla chiusura per lavori del Castello Orsino e dalla pedonalizzazione, la cui istituzione, fortemente voluta dall'amministrazione Trantino, avrebbe portato alla desertificazione della zona. Ed ora si tirano le somme, i conti non tornano e i lumini si accendono. Possiamo quantificare il deficit? In questo momento siamo almeno al 70% nei confronti dell'anno precedente. Manca qualcosa per avvicinare le persone alla piazza. Non stiamo lavorando più, stiamo lavorando di meno del 70%. È un coro unanime. Alcuni ristoratori annunciano gravi perdite che, nella migliore delle ipotesi, portano a drastiche riduzioni del personale. Cosa dobbiamo fare? Stiamo chiudendo tutti quanti, stiamo mandando via a tutti gli operai, non c'è altra soluzione da poter fare. Persone purtroppo che sono state mandate a casa e persone che ancora teniamo, ma sempre dando più giorni liberi a settimana. Eravamo un 22 tra sala e cucina, oggi arriviamo a 12 il fine settimana. Se dovessi sedere al tavolo con il sindaco Trantino, cosa diresti? Prima di sedermi al tavolo con il sindaco chiediamo un incontro immediato. Il rischio chiusura e la conseguente morte delle attività ormai sono dietro l'angolo. I vigili del fuoco di Lentini sono intervenuti questo pomeriggio per un incidente stradale all'interno della galleria San Demetrio in direzione Catania. Un mezzo pesante, finito, lo vedete nelle immagini, all'interno dell'uscita di emergenza della galleria, incastrandosi. Il conducente è stato soccorso e trasportato in codice rosso nell'ospedale San Marco di Catania. A Palermo 8 bambini, la maestra e il conducente dello scuolabus sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nel quartiere Brancaccio. Il mezzo del centro diaconale, la noce della Chiesa Valdese, è finito su tre auto parcheggiate a ridosso del marciapiede. Solo una bambina è stata ricoverata al di Cristina, ma le sue condizioni non sono gravi. Indagini sono per ricostruire la dinamica e accertare la responsabilità. Vogliamo giustizia per Timida, la battaglia delle associazioni Leal Balzol per la cagnolina di quartiere legata sui binari e uccisa a Siracusa. Sentiamo Emanuela Corsi. È proprio vero che la crudeltà dell'uomo non ha limiti e la tragica storia di Timida, un'anziana cagnolina di strada, ne è la dimostrazione. Timida e Tommy erano due cani di quartiere che vivevano da 12 anni in zona Lido Sacramento a Siracusa, accuditi da volontari delle associazioni che si occupavano anche di una colonia felina. Questa era la sua casa, non la dimenticheremo mai, soprattutto non ci fermeremo finché non ci sarà giustizia per Timida. Il 15 aprile scorso la colonia è stata distrutta, le cucce gettate in mare, mentre i cani sono spariti.
Poi l'atroce scoperta. Timida era stata legata ai binari ed era rimasta lì, in agonia, finché un treno non l'ha travolta e uccisa. Una fine terribile che ha suscitato lo sdegno non solo in città, dove sono spuntati manifesti e foto dei presunti responsabili, ma anche nel resto del paese. Pochi giorni fa è spuntato un testimone, un muratore della zona, che ha rilasciato una piena confessione in procura. L'uomo ha raccontato di essere stato incaricato da un avvocato del posto affinché provvedesse, dietro compenso, a fare sparire i cani. Ho fatto sì, 350 euro, ho offerto. L'avvocato mi aveva detto a me di trovare qualcuno per sia levare cucce e svuotare tutto là, il tappeto verde, gatti e tutto. Significa, mi aveva detto, come mi ha detto l'avvocato, andata senza ritorno. Il muratore a sua volta si sarebbe rivolto a 2 giovani. E io gli avevo detto che non è cosa mia. E ho trovato 2 ragazzi che si sono portati i cani. Dopo la denuncia non si è mosso nulla, dicono le volontarie, che chiedono giustizia per Timida. Perché davanti al nome del mandante si è fermato tutto. Dopo giorni di ricerche, Tommy, l'altro cagnolino che è riuscito a scappare dai suoi aguzzini, è stato ritrovato e oggi è stato adottato da una famiglia. Breve pausa e poi ricordo di Salvatore Novembre, che è l'operaio che rimase vittima di sangue nel 1960 in occasione delle proteste appunto contro il governo Tambroni. Catania ricorda Salvatore Novembre, l'operaio vittima nel luglio di sangue del 1960 in occasione delle proteste che in tutta Italia si levarono contro il governo Tambroni. Orazio Longo. Quel luglio di sangue che racconta un pezzo di storia d'Italia, il 1960, il governo Tambroni, il congresso del Movimento Sociale a Genova, l'appoggio della destra all'ADC per un esecutivo monocolore, le proteste in tutta Italia e quella morte che avviene l'8 luglio a Catania. E questo è il posto qui in piazza Stesicolo dove l'8 luglio del 1960 Salvatore Novembre fu ucciso. Oggi a ricordarlo c'è una targa. Un gemellaggio simbolico, quello realizzato dalla CGIL di Catania con quella di Genova, per onorare la memoria di Salvatore Novembre e di tutte le vittime che hanno pagato con la vita il diritto di manifestare e di protestare. Un gemellaggio che inizia adesso con Genova, ma che vuole mettere insieme quelle città che hanno avuto non solo quegli scontri, ma hanno avuto dei morti per tutelare la democrazia nel nostro paese. Quanto rimane di quella storia oggi alle nuove generazioni? Pensare, riflettere su quegli avvenimenti debba anche insegnarci e dirci come concepire oggi un moderno antifascismo, un antifascismo che si propone in positivo come modello alternativo di società. Un omaggio a Pino Daniele, siamo agli spettacoli nel cuore di Agrigento. Sentiamo Davide Sardo. Un'esplosione di ritmo, emozione e identità partenopea. Agrigento omaggia Pino Daniele con uno show che fa vibrare l'anima. Tutto cresce se ne va. A 45 anni dall'uscita di Nero a metà, gli storici musicisti di quell'album iconico si riuniscono nella cava di tufo del Teatro dell'Efebo per il Nero a metà Experience, evento clou del Festival Off. Sul palco, tra gli altri, il basso travolgente di Gigi D'Arienzo e le tastiere di Ernesto Vitolo, protagonisti del sound inconfondibile di Pino. Un omaggio che attraversa le epoche tra soul, funk e poesia napoletana, perché la musica di Pino Daniele non ha mai smesso di parlare al cuore. Una breve pausa, poi il calcio, le ultime del calcio mercato delle siciliane.
Eccoci al calciomercato, salta clamorosamente l'affare Elia per il Palermo, rosanero che però hanno già trovato l'alternativa, ovvero Gyasi dell'Empoli. Marco Gullà. Il calciomercato è fatto anche di dettagli e i dettagli in questo momento stanno clamorosamente facendo saltare la trattativa tra il Palermo e lo Spezia per Salvatore Elia. Quando tutto sembrava definito con un accordo raggiunto per un contratto triennale è arrivata una brusca frenata che ha irritato non poco la dirigenza rosanero. A far saltare l'intesa sarebbero stati alcuni dettagli che, come spesso accade nel calciomercato, possono fare la differenza. E il Palermo però non è rimasto a guardare e ha virtualmente chiuso per Emanuel Gyasi, esterno destro dell'Empoli, nato proprio a Palermo e già da tempo nel mirino del direttore sportivo Carlo Osti. Accordo praticamente raggiunto in attesa di essere ufficializzato. Verso Palermo anche Palumbo, con cui si sarebbe trovata una quadra. Niente Saric, che opta per altri lidi, al Modena andranno 2 milioni di euro. Intanto da oggi sono in vendita biglietti per l'amichevole di giorno 9 agosto tra il Palermo e il Manchester City, prelazione per gli abbonati, poi da giorno 18 vendita libera. Il Renzo Barbera, considerate le tante richieste, dovrebbe essere sold out. E si delineano i non convocati del Catania in vista del ritiro di Norcia, diversi giocatori in uscita. A Siracusa si lavora alla costruzione della rosa. Francesco Triolo. Le ufficialità sono attese a breve, ma intanto l'arrivo di alcuni giocatori al Massimino per sottoporsi alle visite mediche in vista del ritiro di Norcia che scatterà la prossima settimana danno già l'idea di chi potrà far parte del gruppo rossazzurro e chi no. Ci sarà nel nuovo Catania Thiago Casasola già in città, così come si attendono le ufficialità di Pieraccini e Donnarumma. Intanto tra i giocatori che resteranno fuori dai convocati spiccano i nomi di Anastasio, Guglielmotti e Montalto, per i quali si sta cercando una sistemazione o si sta lavorando alla risoluzione del contratto. Tra confermati e vecchie conoscenze di rientro alla base, Cicerelli, D'Andrea, Silvestri, ci sono inoltre alcune posizioni da chiarire. È il caso di Jimenez, la cui permanenza a Catania non è scontata. Il trequartista, che a metà della scorsa stagione sembrava uno dei punti fermi della squadra anche in ottica futura, ha destato l'interesse di altri club. A condizioni di mercato favorevoli, il giocatore può partire. In uscita c'è anche Mattia Maffei, lo scorso anno diviso tra Cavese e Trento. Anche a Siracusa si lavora alla costruzione della squadra. Gli azzurri ripartiranno da Sarao, Limonelli, Candiano, Bonacchi, tutti riconfermati. Il direttore sportivo Antonello Laneri è ancora da ufficializzare, ma è già al lavoro per il mercato. In base ai tempi di costruzione della rosa verrà decisa anche la data di partenza del ritiro. Il Trapani, club più attivo sinora, è sempre sulle tracce di Giacomo Corona, sul quale però adesso si è inserita anche la Juve Stabia, rendendo più complicata la trattativa. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.